Bella per tutti voi ragazzi, io sono mi dissocio e benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Old Friuli, signore e signori. Allora, seconda recensione sulla Old Friuli dove andremo a parlare di quel che è accaduto nell'ultimo episodio della Old Friuli e cominciamo a parlare. Allora, cominciamo subito da un Happy Farming Day, a.k.a. Paolo, molto preoccupato per Ludmillo, perché essendo che non lo vede da molto tempo, dato che sta sempre al bar a bersi le birre con Ernesto e Fernando, e allora un Paolo che cerca di sincerarsi delle sue condizioni. Lo cercava per aiutarlo con i lavori, un Happy Farming Day molto scettico sulle parole di Ludmilla e sui pensieri di Ludmillo, un Ludmillo che crede di aver visto il fantasma della signora Concetta. Paolo è stato sempre scettico contro Ludmillo, gli ha detto che non è vero, gli ha detto che è stressato, ed è anche vero che è stressato, gli ha detto che sta impazzendo, ma io nella scorsa recensione vi ho lasciato con un quesito, ma se il fantasma invece della signora Concetta esistesse veramente? La risposta è sì. Ora non abbiamo nessun dubbio, è la prova, questa è la prova esistente, cioè la prova che finalmente abbiamo visto il fantasma della signora Concetta, incredibile, la signora Concetta è morta, ma il fantasma c'è, lo spirito c'è. Che cosa vuole questo fantasma però da Paolo e da Ludmillo? E se fosse una finta, se fosse qualcuno che forse sta organizzando questi trucchetti, magari, non lo so. Per me forse c'è dietro qualcuno, o forse c'è veramente un fantasma e stiamo assistendo alla storia nella Old Friuli. Solo il tempo saprà darci delle ulteriori risposte, bisogna vedere i prossimi episodi, quello che succederà. Intanto, che sto suono un attimo, mi sto preoccupando. Chiare da guardia, stai zitto e fammi parlare. Paolo, Ludmillo, avete appena visto il fantasma della signora Concetta. Non vi rivelerò il perché vi sta perseguitando. Vi dico solo che un giorno, prima o poi, you will rest in